Giuseppe Sigurta è qui con noi per la piantumazione dei tulipani e gli chiediamo come nasce l'idea di questa iniziativa. L'iniziativa di ambasciatori di Tulipanomania è un'idea che mi è venuta alcuni anni fa in Canada, quando noi ambasciatori dei tulipani del mondo avevamo piantato in questo giardino canadese i tulipani. Allora ho pensato che poteva essere una bellissima idea coinvolgere i bambini di Valeggio sul Mincio ogni anno di venire a piantare i tulipani e permettere loro poi di vederli fioriti durante l'anno. Grazie mille. Prego. Siamo con Alice Garbi, responsabile incoming del parco. Ogni anno insieme ai giardinieri guida i 150 bambini e gli insegna a piantumare i bulbi di tulipano, e siamo qua anche per chiederle se l'anno prossimo ci saranno delle piccole novità relative alla nostra didattica. Sì, allora intanto questa è un'esperienza bellissima, i bambini sono entusiasti di questa sorpresa che poi sarà primavera, e a primavera ci saranno proprio delle novità sui nostri percorsi didattici, in particolare un percorso nuovo sulle api, amiche della biodiversità, e un percorso nuovo sui semi, l'importanza dei semi, delle loro strategie per allontanarsi dalla pianta madre. Faremo delle bombette, ma non voglio spoilerare, e quindi telefonate, chiamateci perché gli uffici sono aperti e per qualsiasi informazione siamo qui. Grazie Alice. Cordioli, giardiniere da tantissimi anni del Parco Giardino Sigurtà, l'anno prossimo vedrà anche il suo nipotino tra gli ambasciatori della Tulipanomania. Che emozione è ogni anno guidare questi bambini? È sempre un'emozione, perché i bambini è quelli che danno la vita. I bambini, vedendo tanti bambini qua al parco, vuol dire che stiamo andando bene, perché danno vita e danno gioia. Questo è un piacere immenso, e poi vedere il nipote. E quindi aspettiamo l'anno prossimo. C'era quasi una commozione negli Esatto, occhi. esatto. E quest'anno guideremo gli ambasciatori di quest'anno, che sono quasi 150. Tulipani. Poi in primavera avranno la possibilità di venire e vedere i vari colori del tulipano che hanno messo a dimora. È difficile piantumare un bulbo? Ma no, è semplicissimo, basta fare un foro il doppio dell'altezza del bulbo e tenerlo lì. Se è in vaso, un goccino d'acqua ogni tanto; se è in piena terra ci pensa Madre Natura. Va bene, grazie. Prego, buona giornata. Siamo con Irene Frigo, dirigente degli istituti scolastici di Valeggio sul Mincio, e le chiediamo un'opinione sull'importanza di questa iniziativa nel coinvolgere i bambini. Beh, direi che si vede solo a guardarli quanta gioia sprizza appunto dai loro occhi e dal loro cuore, perché i bambini sapevano un contatto speciale con la natura, cosa che noi adulti a volte rischiamo di perdere. Ma noi non possiamo che ringraziare Giuseppe e Magda Sigurtà per questa occasione che ogni anno ci regalano, meravigliosa. E questo parco è per tutti noi valeggiani, è sempre nel nostro cuore, è un luogo importantissimo, e noi ci teniamo moltissimo anche a portare sempre i bambini, perché qua appunto possono recuperare quel contatto con la terra che spesso appunto viene perso. Noi a scuola nel nostro piccolo ci proviamo ovviamente con il progetto Orto, con il progetto insomma dedicato anche al giardinaggio, però diciamo che questa location per noi è veramente speciale, quindi grazie. Grazie a voi. Siamo con Marco Dal Forno, vice sindaco di Valeggio sul Mincio. Siamo quasi alla 10ª edizione dell'iniziativa Ambasciatori di Tulipanomania e chiediamo un commento. Allora, mi fa piacere sapere appunto che siamo già a numerose edizioni, quindi è stata un'intuizione felice del Parco Sigurtà per questa iniziativa, che vede appunto questo connubio, questa relazione, questo legame forte con i bambini del nostro territorio di Valeggio, che sono entusiasti, lì sono già passato a vederle con voi, sono entusiasti di poter cominciare a piantare questi bulbi, queste scoperte, questi semi grandi. Poi era lì che erano cimentati nel imparare la parola ambasciatori, che cos'è l'ambasciatore, quindi è veramente sempre un piacere poter in questo momento, come in tutti gli altri momenti, il parco è specializzato nell'accogliere i bambini, le scolaresche eccetera, quindi sicuramente siamo in ottime mani, però come dire ci avviciniamo all'inverno e attendiamo questo passaggio per poi scoprire in primavera questi tulipani insieme ai bimbi. Ricordiamo che oggi, domani e dopodomani accoglieremo 150 bambini delle classi prime elementari di Valeggio sul Mincio, che verranno nominati insigniti dell'onorificenza di ambasciatori della fioritura di tulipani dell'anno prossimo, e ci aiuteranno ognuno a piantare un bulbo, e potranno venire l'anno prossimo a vederlo crescere con la propria famiglia. È veramente una bellissima iniziativa, e siamo qua vicini anche ai giardinieri che sono pronti per aiutarci nella posa con le aiole già pronte. Sono un esperto ormai, dai. Grazie per partecipare. Prego, grazie a voi, grazie a voi.